Come si fa con un paziente bisognoso di cure? Il check-up è stato completo e dopo un anno di esami e indagini accurate, la diagnosi sullo stato di salute della statua del Gattamelata è pronta. Le sue condizioni sono discrete. Ancora pochi mesi e verrà completato il progetto esecutivo dei lavori di restauro del simbolo per eccellenza di Padova. Le condizioni sono considerabili, assolutamente discrete e addirittura direi buone sul quadro emerso. Va sempre comunque relativizzata la campagna di indagini, nel senso, come ha detto il sovrintendente, ci saranno ulteriori indagini più approfondite, endoscopiche. Un lavoro complesso, quello eseguito in questi mesi da soprintendenza, università e dall'Istituto Centrale per il Restauro. La statua infatti è composta da 36 elementi di bronzo fusi con distinte matrici. In 600 anni non è mai stata restaurata e ha patito nel secondo dopoguerra lo smontaggio e un viaggio a Roma per poi essere ricomposta in modo erroneo. Ora, per questo restauro, il Gattamelata verrà nuovamente smontato. E questi dati si stanno già travasando in un progetto che dovrebbe dar luogo a lavori, finalmente lavori, all'inizio dell'anno prossimo. Il tema di dove lavorare ancora non è del tutto risolto perché abbiamo bisogno di smontare il cavallo dal cavaliere per andare a guardare lo stato conservativo delle zampe. Il prossimo passo sarà definire se i lavori di restauro verranno eseguiti all'esterno, nel sagrato o in un luogo interno che potrebbe essere l'ex museo civico al Santo chiuso da anni. Nel frattempo si stanno cercando finanziamenti, già alcuni privati si sono fatti avanti. Il restauro dovrebbe durare circa un anno e poi il monumento equestre verrà di nuovo svelato e restituito alla città. Di fronte ad un monumento così importante, non solo dal punto di vista artistico, ma anche dal punto di vista simbolico per la città di Padova, per la Basilica del Santo, sia una bella notizia quella di poter capire che si può intervenire e mettere mano davvero in modo fecondo, in modo tale che un monumento così importante possa essere visto, ammirato anche da chi verrà nei secoli dopo di noi.